buttato su. Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video, invito come sempre a lasciare un pollice alto per sostenere il canale e iscrivetevi al canale che è successo Juventus. Mancava su, ha segnato Mancosu per l'Empoli, eh? Ah, perché stiamo parlando dell'Empoli, eh? Non è che la Juventus si è piata a Mancosu, l'ha preso dentro il lasciamo stare le parolacce, Napoli. Comunque la Juve parte male. Prima un pareggio a Udine, si aspettava la Juventus che vinceva in casa con l'Empoli, invece che fa ci va a perdere addirittura, nemmeno a pareggiare, perde e così resta a un punto, viene scavalcata anche dall'Empoli e perde pure in casa con l'Empoli. E che se ne ha barzelletta, ma questa è una cosa che ci fa godere a noi anti-juventini. Juventini che dicevano l'Empoli, ma che vuoi che perdiamo con l'Empoli, Napoli e via danza coach. Dicevi che senza Ronaldo è una squadra, è più squadra la Juventus. E si è visto stasera, hanno dato la dimostrazione che è vera squadra, una squadra e Brooklyn. L'Empoli ha fatto una partita molto attenta e compatta e è riuscito a portarsi a casa la partita, il risultato. Non è che abbia fatto chissà cosa sotto porta della Juventus, anche facendo quei 3-4 tiri in tutta la partita, ma uno l'ha buttato dentro. Mentre la Juventus, Chiesa, Kulusevski, Bernardeschi, Dybala, ha voglia a cambiare, Allegri, tanto l'hai persa la partita. Ha voglia a cambiare, non ce l'hai più CR7 che ti risolve la partita al 90esimo, al 96esimo, a quando cazzo. Non c'è più, se ne giù. È la vita, è la vita. Ma tanto poi si sa, questa è la solita Juventus che parte male, poi magari viene la partita difficile, verrà a Napoli e viene a vincere la partita. Con l'infortunio di Zielinski, Demme lo stesso infortunato, la squalifica di Osimhen, la strada in salita per la vittoria a Napoli, no? Questo dice tutto, però se questa è la Juventus vi dovete preoccupare, perché anche Locatelli fa le cose per bene. Sì, diciamo che è entrato bene in partita, però ragazzi, sta Juventus è scandalosa. Ma che gol ha preso? Ma che gol ha pigliato? Juventus quest'anno sarà un anno tutto giù. Con questo è tutto ragazzi, buonanotte a tutti amici. Da Napoli 87 e come sempre voglio forza Napolessa.